Occhio di riguardo per Parma, capitale italiana della cultura in questo sfortunato 2020. Manterrà il suo titolo anche il prossimo anno. Aumentano le bandiere blu in Italia, 12 più dell'anno scorso. Quest'estate per godersi il mare bisognerà adattarsi a restrizioni e ai divieti previsti, come sapete, dalle misure anti-Covid. Roberta Badaloni. Il mare cristallino di Tropea in Calabria, comune virtuoso e bandiera blu 2020, come altre 195 località di mare e 400 spiagge che il lockdown ha reso incontaminate. Premio alla bellezza e alla sostenibilità, ma quest'anno con l'incognita di un'estate tutta da ricostruire. Importante riconoscimento che ci viene dato in un momento particolarmente difficile. Estate 2020, come sarà? Le linee guida dell'INAIL e dell'Istituto Superiore di Sanità raccomandano precauzioni e distanze. 4,5 metri tra ombrelloni, 5 metri tra una fila e l'altra, prenotazione obbligatoria, dispenser con gel per le mani negli stabilimenti e nelle spiagge libere e ancora le mascherine per attraversare la spiaggia che potranno poi essere tolte sotto l'ombrellone. È un grande incoraggiamento per una ripartenza turistica in sicurezza. Gaeta, sul litorale laziale, 7 bandiere blu consecutive, sono già al lavoro le sentinelle del comune. Ovviamente c'è qualcuno che anche in buona fede trasgredisce e noi siamo lì pronti a ricordargli che lo dobbiamo fare per il bene di tutti. Qui dall'inizio dell'emergenza si autoproducono mascherine per il fabbisogno dell'intero Golfo grazie ad un gruppo di sarte volontarie e si lavora ormai da giorni alla riapertura estiva. Il turismo vale l'80% del PIL e quest'estate sarà una grande sfida.